Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Mi voglio scusare per il momento di assenza, però purtroppo un po' perché non avevo contenuti e un po' perché quando è arrivato un contenuto su cui poi potevo fare un video, che è questo, avevo l'influenza, non c'è stato niente di cui parlare, quindi non sono usciti video, però rimediamo oggi. Questo video è stato un po' posticipato proprio per cause di forza maggiore. Vi giuro, stavo veramente a pezzi e non riuscivo a fare niente. Comunque, oltre all'argomento di S, su cui anche lì credo uscirà un video nei prossimi giorni, o comunque dopo la partita col Frosinone, io andrei a parlare oggi di un argomento che ha catalizzato un po' l'attenzione di quello che è l'ambiente Cagliari, ovvero un eventuale, e a quanto pare anche probabile, ritorno, anzi ritorno di Nainggolan a gennaio. Allora, perché Nainggolan dovrebbe tornare a gennaio? Intanto scusatemi, mi organizzo perché mi sono fatto anche un piccolo script con alcuni appunti. Nainggolan dovrebbe, o meglio potrebbe ritornare a gennaio perché è stato messo fuori squadra dall'Anversa. E io qui voglio aprire una piccola parentesi, perché ci tengo a dire la mia su questo argomento. Nainggolan è stato messo fuori rosa perché è stato beccato a fumare. Intanto scusate, notifiche del telefono. Che secondo me ha dell'assurdo, innanzitutto perché anche i sassi sanno che Nainggolan è un fumatore, quindi se ti preoccupa il fatto che lui fumi e che quindi a livello atletico non possa rendere, non è che lo metti fuori rosa all'improvviso perché scopri in quel momento che è fumatore. Tu l'hai messo fuori rosa in quel momento perché è un momento di ipocrisia allucinante, perché gli è stata fatta una foto in cui fuma. Era un po' come se un giocatore arrivasse in campo, per esempio con una birra analcolica, e venisse messo fuori rosa. Non ha senso, la birra è analcolica. Perché deve essere messo fuori rosa se ha una birra analcolica in mano? Perché c'è dell'ipocrisia. Magari alcuni direbbero anche che la birra è più accettata della sigaretta, e su certi aspetti sono anche abbastanza d'accordo, perché vedo che il consumismo di alcol è molto più legittimato rispetto al tabagismo in sé per sé, senza contare che sia la nicotina che l'alcol sono comunque sostanze fortemente dannose. L'etanolo, anche l'etanolo crea dipendenza, quindi non ci stiamo a prendere in giro. Comunque da fumatore, secondo me metterlo fuori rosa soltanto perché è stato beccato, ripetiamo beccato tra parentesi, a fumare, tra l'altro con una sigaretta elettronica che di solito viene usata da chi sta cercando o è riuscito a smettere di fumare sigarette tradizionali, secondo me ha veramente dell'assurdo. Però questa è la scelta del club, io non posso mettere bocca, nel senso, hanno scelto loro. Secondo me è pura ipocrisia, però posso anche capirlo sotto certi punti di vista. Andiamo a parlare appunto del ritorno di Nainggolan, perché appunto è stato messo fuori rosa. Il ragazzo ha 33 o 34 anni, adesso non ricordo di preciso, e come ho già detto prima sarebbe il quarto ritorno del Ninja a Cagliari, dopo l'arrivo del 2010, il ritorno del 2019 e il ritorno del 2021. Vi dico la mia. A me le minestre riscaldate non piacciono per niente, però ci sono casi in cui possono tornare effettivamente utili le minestre riscaldate. Il caso più eclatante che mi viene in mente, per esempio, è stato quello di Acquafresca nel 2010. Ovviamente bisogna fare anche i dovuti paragoni tra i due ritorni, stiamo parlando di ruoli diversi e di un Cagliari totalmente diverso, sia per giocatori che per assetto societario, quindi
Però era più o meno per farvi capire. Il problema viene spontaneo non quando vai a puntare su una minestra riscaldata, che a volte può anche essere buona e utile. Il problema è quando quella minestra riscaldata tu, società, me la propini e ripropini dopo che anche gli anni scorsi in cui l'hai fatta tornare hai notato che era diventata parecchio insipida. Perché io, per quanto possa amare Raja Nainggolan come giocatore, bisogna ammettere che negli ultimi anni, non dico che Nainggolan sia diventato l'ombra di se stesso, ma è chiaro come giocoforza non può essere più il giocatore che abbiamo imparato ad amare a Cagliari. È normale, è più che normale. Comunque la carriera di un giocatore, quando incomincia a superare i 32-33 anni, salvo casi eccezionali, è una carriera in declino, sta per finire. Quindi che senso ha portare un giocatore come Nainggolan a Cagliari a 34 anni, 33 anni? Una delle risposte che mi sono dato è che probabilmente potrebbe essere usato come uomo spogliatoio, in grado di fare gruppo. E quindi questo cosa mi significa? Mi significa che questo Liverani non è capace a farlo. Quindi piuttosto che mandare via un allenatore, si fa arrivare un giocatore che si sa cosa vuol dire giocare per il Cagliari e di conseguenza lottare per il Cagliari. Io, se questa fosse un'opzione, cioè nel senso, se Nainggolan arriva e gioca, facciamo conto, meno di 8-9 partite, io mi faccio seriamente due domande sul reale motivo per cui sia arrivato. Perché posso capire il carisma che ti dà una personalità come quella di Nainggolan, quindi anche la forza di scendere in campo e di dare il tutto per tutto, ma tu quella la dovresti trovare in primis nel mister, che è forse l'uomo più importante nel rettangolo di gioco, perché non è colui che gioca, ma colui che ha tutti e 11 giocatori sotto mano e che decide l'approccio, decide la mentalità, decide la tattica. Quindi mi lascerebbe veramente basito, molto molto basito. Arriviamo a un altro punto. Perché potrebbe venire Nainggolan? Allora, sappiamo che Nainggolan era vicino già qualche estate fa a Cagliari. Se non mi sbaglio l'estate scorsa, quando retrocedemmo, o l'estate ancora prima, adesso non ricordo bene. Comunque sappiamo tutti che si erano lasciati in malo modo Giulini e Nainggolan con quella famosa telefonata che doveva essere fatta o da Giulini o da Capozucca e che non venne mai più fatta, per concludere l'affare, con un Nainggolan che si era totalmente liberato dall'Inter e che quindi era libero di accasarsi dovunque volesse. Sappiamo che Nainggolan appunto si era liberato. C'era stato una sorta di accordo di massima tra le parti, quindi tra il Cagliari e Nainggolan, però la chiamata finale per concludere l'affare Nainggolan non la ricevette mai. Così sembra, ovviamente, parliamo di illazioni, perché la verità non ce la possiamo avere, però sono abbastanza sicuro che la realtà dei fatti sia questa. Nainggolan tempo dopo se ne uscì con una frase molto molto importante, ovvero che fino a quando a Cagliari ci sarà Giulini, nonostante il suo desiderio sia quello di terminare la carriera a Cagliari, non lo farà. Perché, leggendolo tra le righe, Giulini è il male di questo Cagliari e io non voglio stare in quel Cagliari, quindi un Cagliari dove è presente Giulini. Però se Nainggolan arriva a gennaio, questo cosa comporta? Che viene, tra virgolette, ripulita agli occhi di tutti,
sostanzialmente, ma non dei più stolti secondo me, la figura di Giulini. Perché chi pensa, ma Nainggolan ha detto che non sarebbe mai venuto se ci fosse stato ancora Giulini, e poi vede Nainggolan arrivarsi, dice, ah vabbè, allora forse Giulini non è così male come Nainggolan aveva detto, come io avevo pensato. Questo secondo me è il pensiero che si è fatto il presidente. O potrebbe essere una scusa proprio del presidente, perché sapendo oppure volendo non tornare subito in Serie A, ha una scusa come per dire, ma io con l'arrivo di Nainggolan le ho tentate tutte, oppure vi ho dato quello che volevate, vi ho riportato un'altra volta il ninja a casa, non basta? E secondo me va tutto su questo punto il ritorno di Nainggolan a Cagliari, come una sorta di scusa mediatica che ha tra le varie carte il presidente da poter usare in caso, secondo me, molto più che plausibile, il Cagliari non riesca a centrare subito il ritorno in Serie A. E fa male perché vediamo un Nainggolan ridotto a questo. Non so per quali motivi, visto che credo che di problemi economici non ne soffra. E un Giulini sempre più legato a doppio filo con figure mitologiche in quel di Cagliari, che però non usa a favore, tra virgolette usa, a favore dei tifosi, ma a suo favore, cercando di ripulirsi l'immagine. Vedi Gigi Riva, presidente onorario, tra Giulini ovviamente, però alla prima del film non c'era. Vedasi il ritorno delle varie leggende per un qualche lasso di tempo in quel di Cagliari, Muzzi, Agostini, Conti, Cossu e via discorrendo. Vedi il ritorno di Nainggolan. Io non lo so, raga. Non lo so. Tra i lati positivi, perché quelli che vi ho detto sono lati negativi sia nel caso arrivi sia nel caso non arrivi, perché proprio il problema è di fondo. Però nel caso arrivasse effettivamente Nainggolan, io l'unica utilità che potrei vedere in un giocatore con quelle caratteristiche in questo Cagliari è il portare semplicemente e banalmente un giocatore a centrocampo che ti possa portare come conclusione il tiro dalla distanza, che è una cosa che al Cagliari manca, visto che sono 8 anni che giochiamo soltanto con i cross. Cross, 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 cross. Solo cross. Non Tony, proprio i cross. E l'unica soluzione che porterebbe Nainggolan è quella, magari provare un po' di più la conclusione dalla distanza. Ma finito lì, forse leggermente più interdizione a centrocampo, perché comunque quella è l'indole del ninja. Ma a parte quello, niente. E io infatti ho scritto, se non gioca, che è arrivato a fare? Semplicemente a fare l'uomo spogliatoio? La vedo difficile anche quella, perché più che uomo spogliatoio, per me sarà una mossa di Giulini atta a ripulire l'immagine agli occhi di quanti più tifosi possibile. Però, come ho già detto prima, secondo me solo quelli veramente stolti riusciranno a ricredersi su Giulini dopo questa mossa. Concludo dicendo e rifacendo una domanda che molti legittimamente hanno fatto negli ultimi tempi, dopo che la voce di Nainggolan si era sparsa per tutta Cagliari. Ovvero, ma i giovani della primavera non dovevano essere valorizzati? Nel senso, specialmente poi quelli a centrocampo, Kurfalidis, Lella, non lo so, un Palomba anche in difesa. Non dovevano essere valorizzati. Solo Luvumbo. No, chiedo per un amico. Anche perché continuo a chiedermi
che senso abbia avuto dare via un De Sogus per prendersi poi un Millico? Hai effettivamente avuto un passo in avanti? Hai fatto un upgrade? Io sinceramente non credo. Anche perché non scordiamoci, parlando anche a livello meramente economico, a livello meramente pratico e spicciolo, i giovani sono la base di qualsiasi club, perché sono i giocatori su cui tu investi relativamente molto molto poco e quelli che ti renderanno di più in caso di una futura cessione, perché sarà quasi tutto, anzi quasi tutta, plusvalenza. Quindi che senso ha continuare a fare questi giochetti e non puntare sui giovani? Ai posteri l'ardua sentenza. Detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.